È un percorso di poche decine di metri, quasi intrappolato nei vicoli stretti della Maddalena. Eppure, tra un locale e l'altro dell'associazione Pasapà, batte il cuore del mondo. Dal 2014 i volontari offrono lezioni di italiano ai migranti e agli stranieri che vivono e frequentano Genova. La conoscenza della lingua come strumento di prossimità che permette di superare barriere, confini e nazionalità. L'associazione offre corsi di tedesco, inglese, francese, russo, arabo e wolof, un dialetto parlato nell'Africa subsahariana, un servizio che esiste soltanto grazie alla presenza di numerosi volontari. Attualmente abbiamo circa 100 volontari, poi naturalmente c'è chi riesce a darci una disponibilità maggiore e quindi a portare avanti dei corsi che possono essere anche 2 o 3 volte a settimana, chi invece ci aiuta solo per eventi sporadici come possono essere mercatini e quant'altro, oppure uscite esterne di socializzazione, di conoscenza del territorio. Passo dopo passo, Pasapà appunto, l'associazione è cresciuta.